Livorno-Cesena 1-0, Sassuolo-Juve Stabia 1-0. Poi le partite che si sono giocate oggi: Brescia-Provercelli 1-1, Empoli-Modena 4-2, Grosseto-Ternana 1-1, Novara-Varese 1-1, Padova-Bari 1-1, Regina-Ascoli 2-0, Spezia-Cittadella 0-3, Verona-Lanciano 2-0, Vicenza-Crotone 0-0. La classifica in testa da solo c'è sempre il Sassuolo a quota 28, 24 punti per il Verona, poi a 22 il Livorno, 17 punti per il Padova, 16 per Ternana e Cittadella, a 15 Juve Stabia, Spezia e Varese, a 14 Modena e Brescia, 12 punti per Bari ed Ascoli, a 11 c'è il Vicenza, a 10 Novara e Crotone, 9 punti per Regina, Empoli e Cesena, a quota 8 Provercelli e Lanciano, chiude la classifica con 3 punti il Grosseto. Due squadre in cerca di identità con l'obiettivo primario di tenersi a distanza dalla zona a rischio. Veneti in emergenza infortuni senza Pinardi e Semioli. Breda schiera un 4-3-3 affidando l'attacco a Malongà con Danti e Giacomelli esterni. Nel Crotone con gli uomini contati Drago recupera Maiello che va in panchina ma non Falconieri. Modulo 4-3-2-1 con Gabionetta al vertice dello schema offensivo rivoluzionato dal tecnico con l'inserimento di Torromino e Pettinari a sostegno preferiti a Khalil e Ciano. Arbitra Maurizio Ciampi della sezione AIA di Roma alla quinta direzione stagionale in Serie B. Avvio timido del Vicenza che cerca di occupare la metà campo ospite lasciando ampi spazi alle ripartenze dei calabresi. Al quinto i rossoblù, oggi in completa divisa azzurra, guadagnano un calcio di punizione dal limite. Lo batte Gabionetta, palla al lato, non di molto. Il Crotone ci riprova al 12esimo, Galardo lancia Pettinari che fugge via alla difesa veneta e spreca una buona occasione facendosi recuperare in extremis da Martinelli. Il primo tentativo del Vicenza arriva al 16esimo, la punizione dal limite di Malonga è alta. I padroni di casa tentano di nuovo la soluzione dalla distanza con Di Matteo, la sfera sfiora la traversa ma Caglioni è sulla traiettoria del pallone. Spinge ancora il Vicenza e al 28esimo Di Matteo cerca l'incursione, contatto all'ingresso dell'area, il laterale biancorosso va a terra e reclama il calcio di rigore. L'arbitro vede bene ed ammonisce il vicentino per simulazione. Insiste la formazione di Breda, Giacomelli serve Danti, palla al centro dove Martinelli di testa impegna Caglioni, deviazione provvidenziale in angolo dell'estremo ospite. È l'azione più pericolosa della prima mezz'ora, non accade altro, le squadre vanno al riposo sullo 0-0. Con le immagini montate da Gianluca Organtini passiamo al secondo tempo, pochi minuti e la panchina del Vicenza provvede alla prima sostituzione, dentro Pisano per Martinelli. I padroni di casa sono ancora più determinati e col sostegno del Menti che spinge a gran voce i suoi beniamini mettono in difficoltà la difesa calabrese. Al 53esimo Matutè rischia un clamoroso autogol, Caglioni si salva con un gran colpo di reni. Drago si mette le mani nei capelli, incrementa la pressione della formazione di Breda ed un minuto dopo Giacomelli si libera al tiro e timbra il palo. Sfortunato l'11 di casa. Rivediamo il replay e la conclusione del numero 10 Veneto. Un minuto e prima sostituzione tra i rossoblù ospiti, esce Addae, entra Maiello, seguita poco dopo dal secondo cambio dei vicentini, dentro plasmati per Misuraca. Breda cerca di dare più peso alla prima linea sperando di sbloccare il risultato. Al 64esimo si rivede il Crotone, Gabionetta prova a sorprendere Pinsoglio, tentativo blando e fuori misura. Drago non riesce a far salire la squadra irretita dal centrocampo biancorosso ed allora inserisce Khalil richiamando in panchina Pettinari. Al 70esimo Matutè serve in area proprio il neoentrato Khalil che batte a rete, il tiro è alto. Al 75esimo il tecnico di casa Breda prova l'ultima carta, dentro Mustacchio per Giacomelli e 3 minuti dopo la girandola delle sostituzioni si conclude con l'ingresso di Mazzotta nel Crotone al posto di Torromino. A pochi minuti dal termine Drago si copre con un difensore in più. Nei 4 minuti di recupero il Vicenza prova ancora a cambiare le sorti della gara ma senza successo, finisce 0-0 tra i fischi dei tifosi di casa evidentemente non soddisfatti dal rendimento della propria formazione. Tifosi che si sono distinti esponendo oggi 4 striscioni in ricordo di Piermario Morosini che per 2 campionati giocò anche con la maglia biancorossa.
Il Vicenza dunque manca ancora l'appuntamento con la vittoria ed oggi forse l'avrebbe meritata contro un Crotone sostanzialmente rinunciatario. Le due uniche vere occasioni da gol della gara sono capitate infatti proprio ai veneti. Migliore in campo il portiere del Crotone Caglioni, che con 2 interventi provvidenziali ha salvato il risultato garantendo il pareggio alla propria squadra. Finale al Menti, Vicenza-Crotone 0-0, a te Rimedio. In vista il turno infrasettimanale, anche Vicenza e Crotone giocheranno dunque 3 gare in 7 giorni e nel confronto diretto del Menti è scelta anche logica quel po' di turnover operato sia da Breda che da Drago. Rimescolamenti anche obbligati per il Vicenza, privo di Semioli, Pinardi, Lacco, Gianni e Rigoni. Vicenza da un punto nelle ultime 3 gare nelle quali non è andato in gol. Crotone in serie utile di 2 gare e 4 punti, sono proprio i calabresi i primi a darsi da fare in un confronto che stenta però a decollare e che solo nel secondo tempo in parte ci riuscirà. Il primo sarà davvero poca cosa. All'avvio di marca crotonese i lanerossi replicano con qualche tentativo da fuori che non spaventa Caglioni. È una gara che si trascina ma che potrebbe sbloccarsi al 34esimo. Camisa lavora bene verso il fondo di destra, Martinelli rompe in aria e colpisce di testa da distanza ravvicinata anche in maniera decisa, ma non è abbastanza per superare Caglioni, reattivo nell'opporsi e mettere in corner, evitando al suo Crotone di capitolare nella primavera manovra d'attacco costruita dal Vicenza. Sarà questa peraltro anche l'unica chance da gol e nota interessante di un primo tempo che dice 0-0 e che in termini di contenuti tecnici ha detto pochissimo. Il Vicenza cambia per primo in avvio di ripresa con Pisano che rileva Martinelli sulla fascia, ma soprattutto il Vicenza cambia atteggiamento e passo e si mette a spingere. Scricchiola il Crotone che dopo aver sfiorato l'Arachiri con Matute rischia ancora di più al 63esimo, quando Caglioni ringrazia il palo e Giacomelli si dispera perché il Legno gli nega un gol di buona fattura dopo aver seccato Addae e sganciato un destro basso e teso che aveva bruciato sul tempo Caglioni. Questione di centimetri per il mancato gol del Vicenza, l'episodio ha l'effetto di far salire di tono un confronto senza dimenticare che c'è in vista il turno infrasettimanale. I due mister coproducono così un valzer di cambi che rimescola le carte in tavola, ma il jolly non lo pesca nessuno. La gara ha dunque avuto nel palo di Giacomelli il suo momento clou e nel suo ultimo quarto vivacchia su qualche tentativo e di marca vicentina come pure crotonese. Nulla di roboante, al Menti finisce 0-0 e per il Vicenza sono adesso 4 le gare all'attivo senza gol segnati. Si allunga intanto a 3 gare e 5 punti la striscia utile del Crotone. Martedì sera il Vicenza va a Varese mentre il Crotone ospita il Verona. 2 testi impegnativi in vista dei quali questo punticino sembra far comodo ad entrambe.